sono quelli che la schiacciata vincente di Hardeman fa vivere ai 1500 in più del palazzetto di Latisana in una serata letteralmente storica per lo sport regionale. Sotto gli occhi di tanti appassionati, la CDA gioca un volley sublime che ancora una volta non lascia spazio a nessuna possibilità di replica da parte della futura volley Busto Arsizio. Il clima delle grandi occasioni lo si sente anche a ore dal fischio d'inizio, con i parcheggi esauriti in ogni dove nei pressi del palazzetto di Latisana. La capienza allargata per l'occasione con una tribuna mobile a 1500 unità fa tremare tutto il palazzo. Il resto lo fanno le ragazze sul parquet, che coach Barbieri lascia libere di esprimere il miglior volley in totale serenità. Il primo set è combattuto perché Busto Arsizio ci prova, ma poi inizia il monologo delle ragazze in fucsia, ancora una volta con il giallo-blu della bandiera regionale indosso. Come è stato sempre in questi playoff, come è stato nelle due straordinarie vittorie a Messina e nelle due scoppole rifilate a Busto Arsizio, è tutta una regione che sospinge Capitan Negretti e compagni a coronare il sogno. Un masterpiece, direbbero oltreoceano, insomma un capolavoro, dalla società allo staff, ai giocatori e all'ambiente, tutti uniti in una cavalcata irresistibile. Al terzo tentativo la squadra del presidente Cattelan è riuscita nell'impresa più grande a 5 anni dalla promozione dalla cadetteria. È tutto vero CDA, sei nell'Olimpo del volley femminile italiano e l'anno prossimo le avversarie saranno Milano, Novara, Scandicci, Conegliano. Tutto fantastico, un volo incredibile del club del Medio Friuli che ora però deve solo pensare a godersi la festa con colonna sonora obbligata.